Ciao followers, anche stasera appuntamento fisso con la rubrica Lesemo qualcosa insieme prima di andare in letto e riprendiamo da dove eravamo rimasti ieri sera, sempre con le 50 sfumature di nero. Allora, vediamo. Giustamente ho già perso la pagina. No, dai, eccomi. Allora, 3, 2, 1, ciak si gira. Uno e sbuffa io, senza staccare gli occhi dai fotografie. Neghetto comprapide uno. Io alza gli occhi al cielo. I go compra tutti, Anastasia. Non voglio che qualche sconosciuto e sbava davanti a tua foto nell'intimità di casa sua. E a mia prima reazione è quella di ridere, come darghe torto. Meglio che sia te a farlo, meglio, se meglio così, io prendo in giro. E io il me fissa, colto in contropiede dalla mia audacia, penso. In realtà è solo di cercare di nascondere che cosa io diverte realmente. Francamente sì, pervertio, che dico, e me mordo il lavari per impedirmi di sorridere. Io rimane a bocca aperta, come un pesce lesso. Adesso è evidente che si divertio, si strofina il mento pensieroso. Non posso ribattere a questa affermazione. Anastasia scuote a testa e il suo sguardo si addolcisse. Poteria discuterne più approfonditamente con te, ma go firma un accordo di riservatezza e il sospira e si cupisse. Cosa mi piaceria fare a chi ha lingua biforcuta? E il mormora. Rimango senza fiato. Sapendo benissimo cosa che vuoi dire. Sei molto volgare, te si massa volgare, toso. Cerco di sembrare sioccata e che riesco. Non ha proprio limiti sto uomo. E il me sorride e poi aggrotta la fronte. Te pari rilassare in ste fotografie, Anastasia? Non te vedo spesso in sta maniera. Cosa? Stop. Fermate un attimo, cambio di argomento. Senza soluzione di continuità. Da scherzoso a imbronzare, immusonà. Abbasso sguardo e solleva il mento e mi respiro a fondo al contatto coi suoi dei. Voglio che te sia altrettanto rilassacomi. E sussurra. Ogni traccia del suo umorismo è scomparsa. Ase sparia. Nel profondo del mio cuore e si risveglia la gioia de prima. Ma come se è possibile che avemo dei problemi in realtà? Te che da smetterla di intimidirmi. Siete voi che ossia. Replico. Te che da imparare a comunicare e a dirmi come che te senti, ribatte lui. Gli occhi che sbrilluccica de nuovo. Respiro a fondo, de nuovo. Christian, ti teme voi come a to sottomessa? E il problema è proprio qua. Non che sia definizione di sottomesso. Una volta te mi hai mandavi email, mi fermo cercando di ricordare so parole. Credo che i sinonimi fosse compiacente, adattabile, condiscendente, passiva, accomodante, rassegnato, paziente, docile, soggiogato. Non gli era previsto che te guardasse, né che te parlasse, a manco che ti non te me avessi dal permesso di farlo. Cosa te sito di aspettare? Gli domando. Si acciglia mentre proseguo. Stare così mi confonde, notte voi che mi fida e che mi sfida, ma poi te piace e a me lingua biforcuta. Te vuoi obbedienza
eccetto quando che non te a voi, così te puoi punirme. È solo che non so mai che cosa succederà quando che so con te. Io strinse gli occhi. Ottima analisi, come sempre, signorina Steele. E a sua voce già sa. Vien qua, devo mangiare. Siamo qua soltanto da poco più di mezz'ora. Che avevamo visto fotografie e ti che parla col toso, quindi che si chiama José. Quindi hai parlato con José e l'uomo che l'ultima volta che avevo visto era di cercare di infiarti la lingua in te a bocca, sebbene che ti non te volessi e te fossi imbriaga e te stessi per vomitare. Ringhia. Io non mega mai picchia ribatto. Tagliente. Christian me guarda, fumante de rabbia. Questo è un colpo basso, Anastasia, sibila minaccioso. Divento rossa e io me passa una mano tra i capelli arruffai, l'ira trattenuta a stento. Io fisso, io guardo, te porto a mangiare qualcosa. Mi stai sparendo davanti. Trova il tosato e saudeo. Per favore, podemo rimanere in altro fià? No, movate, va a saudarlo. Che rancio un'occhiata de traverso, col sangue che mi ribolle. Mister dannatamente maniaco del controllo, e arrabbiase un be, e arrabbiase meglio de lagrime. Stacco gli occhi da io e me guardo intorno in cerca de José. E se dio parlare con un gruppo de tose. Mi dirigo verso de io, allontanandomi da Christian. So perché mi rapporta qua e io goda a fare quello che mi dice. E no, ciò, chi diavolo credo di essere sto qua? E tose pende dai lavari de José. Una de ore è trasaise nel vedermi sopraggiungere, senza dubbio riconoscendomi dei ritratti. José, Anna, scusatemi tose. José sorride loro e mi mette un braccio intorno ai spalle. In un certo senso so divertia. José e fa che fa lo sdolcinato per impressionare le femmine. Te pari furiosa, il dise. Goda andare, brontolo. Ma te si penna arriva? Io so, ma Christian, e vuoi rientrare? Vuoi andare a casa? E fotografie fantastiche, José. Te che è molto talento. Setto. E io si illumina. Se sta bello vederti, Anastasia. E mi stringe un braccio caloroso, facendomi girare, così che riesco a vedere Christian dall'altra parte della galleria e se garabuia e capisco che è così perché sono stretta a José. Perciò, in una mossa studiata, avvolgo i bracci intorno al collo del mio amico. Penso che Christian potrebbe morirgliene. E il suo sguardo si fa più cupo, quasi sinistro, e avanza lentamente verso noi altri. Grazie per avermi avvertito riguardo i miei trabatti. I miei ritratti. Borbotto. Merda, scusa Anna. Che avrei dovuto dirtelo. I te piace? Non stavaria, rispondo con sincerità, presa in contropiede da sua domanda. Beh, gli si sta venduti tutti, perciò qualcuno gada pure essere piaciuti, no? Non è grandioso, testina tosa, da poster, gatto capio? Me stringe ancora più forte, mentre Christian ne raggiunge, guardandone minaccioso, e fortunatamente José non lo vede. José me lascia andare, non sta a sparire, Anna. Oh, mister Grigio, buonasera. Signor Rodriguez, sono molto colpito. Christian è di nuovo di una cortesia glaciale. Mi dispiace che non potremo rimanere di più, ma che avevamo da tornare a Seattle. Anastasia sottolinea impercettibilmente il plurale e nel farlo metto a mamma. Ciao, se. Ancora complimenti, che dà un rapido bacio in te a guancia e prima che possa rendermene conto, Christian si sa di strascinarmi fuori dall'edificio.
So che sta silenziosamente ribollendo di rabbia, ma lo stesso vale anche per me. Una volta in strada e guarda velocemente intorno, se guarda velocemente intorno, poi prende a sinistra all'improvviso e mi spinse in un vicolo laterale, premendomi con brutalità contro il muro. Mi afferra il viso con entrambe le mani, forzandomi a guardarlo in quei suoi occhi ardenti e determinati. Strano che non sia di sbrulicare anche a sto giro. Mi sussulto e i suoi abari e si avventa sui miei. E me basa con violenza. Per un istante i nostri denti si scontrano, poi la sua lingua se ne me bocca. E il desiderio esplode in tutto il mio corpo, come fuochi d'artificio. E lo bacio a me volta, condividendo il suo fervore, e insomma anche affonda nei miei capelli, tirandoli forte. E ho il geme, un suono basso e sensuale dal fondo della sua gola che si riverbera dentro di me e a sua mano scende lungo il mio corpo fino alle cosce, le dita che mi affondano nella carne attraverso il vestito color prugna. Riverso tutta l'angoscia e il dolore che gode gli ultimi giorni nel nostro vaso, legandolo a me. E mi colpisse in questo momento di passione orba che io faccia io stesso, che si senta nello stesso modo in cui mi sento me. Interrompe il vaso, ansimando, i suoi occhi accesi in pisai de desiderio, infiamma il sangue ardente che pulsa nel mio corpo, e a sua bocca è asedevole, mentre cerco di introdurme aria preziosa in te polmoni. Tite sì mia, gatto capio, e ringhia enfatizzando ogni parola. Si stacca da me, e si stacca da me e mi spiega, e mi piega, e ma sui ginocchi, come se avesse corso una maratona. Per l'amor di Dio, Anna, mi abbandono contro il muro, ansimando e cercando di controllare la reazione tumultuosa del mio corpo, per riguadagnare un fia d'equilibrio. Mi dispiace, sussurro, quando ricciappo fia. Sì, te fai ben, so cosa che te stavi a fare. Te vuoi il fotografo, Anastasia? Te vuoi il fotografo? È evidente che ho il prova sentimenti per te. Divento rossa e scuoto la testa. No, io il solo un mio amico, nulla di più. Ho passato tutta la mia vita di adulto cercando di evitare ogni emozione estrema. Eppure ti te scateni i miei sentimenti che mi sono completamente sconosciuti. È molto, e aggrotta la fronte, cercando di trovare parole. Sconcertante. Mi piace avere il controllo, Anna, e vicino a te sta roba qua. E si alza e il suo sguardo è intenso. Evapora. Fa un gesto vago coi dei, poi se le passa tra i capelli e respira a fondo. E il metto per mano. Bien, avemo da andare a mangiare e avemo da parlare. Fine. Ciao followers!